Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Non sono avanzati in maniera significativa nella notte i roghi sul Carso e a Frisanco. Preoccupa l'evoluzione dell'incendio a Taipana. Entro la serata dovrebbe essere completato il bypass per superare l'isolamento di Resia. Sulle cause dei roghi il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi si dice prudente sull'ipotesi che dietro ci sia la mano umana in attesa di evidenze, ma alla letteratura aggiunge ci insegna che i casi sono importanti. Siccità, scarsa manutenzione dei boschi e delle infrastrutture contigue e forse la mano dell'uomo. Vanno ricercate in questo mix le ragioni degli incendi che da oltre 10 giorni tengono in scacco diverse aree della regione. Lo ha detto questa mattina il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, facendo il punto sui fronti ancora attivi. Il rogo sul Carso, tra San Michele in comune di Savogna di Sonzo e De Vetacchi, ha continuato ad ardere nella notte, ma senza avanzare in maniera significativa, dopo i timori di ieri con lo sfollamento di centinaia di persone. Nel Pordenonese, occhi ancora puntati su Frisanco, ma anche qui le fiamme non si sono estese in modo preoccupante. I timori maggiori in questo momento riguardano un'altra area a ridosso con la Slovenia, Taipana. Ad operare sul territorio sono 2 Canadair e 3 elicotteri. Altri 2 Canadair dovrebbero essere impiegati in giornata sui cieli del Friuli Venezia Giulia, una volta rientrati da una missione all'estero. Buone notizie sul fronte della viabilità riguardano il completamento del bypass a Resia. Io penso che stasera Resia dovrebbe risolvere il problema del suo isolamento, perché la pista dovrebbe essere completata. Riccardi resta prudente sulla pista della mano umana, pur non escludendo questa ipotesi. La letteratura ci insegna che la mano dell'uomo purtroppo ha una casistica importante in questi fenomeni. Questo non significa dire però che questo è certo, io sono molto prudente, secondo me le ragioni sono molteplici, sicuramente potrebbe esserci anche questa ipotesi, viene segnalata da più di qualcuno, anche dalle persone più esperte che noi abbiamo in campo, e altrettanto viene individuato come ipotesi la scarsa manutenzione non solo dei boschi ma anche delle infrastrutture che ci stanno intorno, e questo però va inserito in un contesto di siccità senza precedenti. Ed è invece certamente partito da un fulmine caduto nella notte tra sabato e domenica, l'incendio che da 6 giorni sta interessando il monte Raut sul versante di Frisanco nel Pordenonese. La situazione continua ad essere in costante evoluzione. Mercoledì il rogo sembra in via di risoluzione dopo l'intervento di Canadair ed elicotteri. Ieri la situazione è peggiorata nel pomeriggio per poi migliorare nuovamente in serata. Complici le basse temperature e qualche pioggia. La differenza continua a fare il vento, come spiega il sindaco di Frisanco Sandro Roveredo, che sta monitorando l'evolversi dell'incendio. Al momento il monte sta fumando poco, resta alta la tensione dei vigili del fuoco e della protezione civile. Grido d'allarme dal mondo agricolo regionale: la siccità comporterà un calo della produzione dei cereali del 40%, mentre frutticoltura e viticoltura avranno perdite rispettivamente del 15% e del 20%. A causa della siccità, il settore cerealicolo del Friuli Venezia Giulia perderà il 40% del raccolto, mentre la frutticoltura vedrà un calo della produzione del 15% e quello della viticoltura avrà una perdita del 20% rispetto al 2021. È quanto emerge dalle prime stime effettuate da Confcooperative nelle realtà agricole aderenti, che risentono anche dell'incremento dei costi energetici a livelli critici già dall'inizio dell'anno. La siccità sta colpendo pesantemente in particolare le aziende che non hanno accesso alle aree irrigate dei consorzi e devono affidarsi ai pozzi, con conseguente aggravio dei costi. Per quanto riguarda il settore cerealicolo, molte aziende non hanno ricorso alla semina del secondo raccolto, soprattutto per la soia, il cui calo potrebbe raggiungere addirittura il 60-70%. Per quanto riguarda il vino, la siccità incide sulla maturazione, provoca una perdita di peso degli acini e quindi perdita di resa nella trasformazione da uva a vino. I risultati della vendemmia 2022 dipenderanno dal clima di questo ultimo periodo, prima della vendemmia il cui avvio è previsto per la fine di agosto. I rappresentanti dei vari comparti sono concordi sulla necessità di continuare a investire nelle tecnologie per l'irrigazione, raggiungendo anche le zone non irrigue, altrimenti nei prossimi anni in certe zone sarà impossibile fare agricoltura di qualità.
Quello di cui vado più orgoglioso è il programma Siccità Zero, che andrà a finanziare l'introduzione delle migliori tecnologie esistenti per garantire un futuro all'agricoltura in condizioni di scarsità d'acqua. A dirlo il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, riferendosi alla variazione di bilancio, i cui lavori stanno per concludersi in aula. Sulla vicenda Varsila parla di atteggiamento irresponsabile da parte dell'azienda. Presidente, si stanno per concludersi le variazioni di bilancio, è soddisfatto di questo 1,3 miliardi, insomma una cifra importante, 1,100 insomma. Sì, poi di risorse disponibili sono circa 800 milioni, di cui devo dire abbiamo fatto delle scelte molto importanti. Io una cosa di cui vado molto orgoglioso è quello che ho chiamato e chiamo programma Siccità Zero, dove abbiamo messo risorse importanti per i piccoli bacini, 18 milioni di euro, progettazione per i grandi bacini. Abbiamo messo i soldi per fare lo studio per quanto riguarda impianti di desalinizzazione, riutilizzo delle acque, avendo già contatti con paesi come Israele che sono avanzatissimi da questo punto di vista tecnologico. Abbiamo messo le risorse per fare il campo sperimentale con l'agricoltura di precisione. Quindi devo dire stiamo utilizzando tutte le tecnologie che sono a disposizione in questo momento, abbiamo messo le risorse per farlo, per cercare di diventare, una parola di cui si è estremamente abusato, ma resilienti rispetto a possibili periodi futuri di siccità. Quindi cerchiamo di costruire e di fare una progettazione seria, non affrontando soltanto l'emergenza odierna, che ovviamente è molto difficile, ma una progettazione per non trovarci più in situazioni come queste. Con Varsila nulla di fatto. Per adesso in questo incontro è stato un atteggiamento molto rigido, molto irresponsabile, anche per l'azienda stessa, credo. E lo dico perché quando c'è in ipotesi per l'azienda di perdere uno dei principali clienti e anche altri clienti a livello nazionale, mi domando se gli investitori Varsila possano reggere una situazione di questo tipo. Cioè quando un'azienda consapevolmente fa delle scelte che non sono industriali ma sono politiche, di andare a perdere clienti e a perdere fatturato. Questi saranno i risultati delle scelte Varsila. Quindi la domanda bisogna fare anche agli investitori Varsila se continuano a credere in quell'azienda. Siamo alle notizie di cronaca. La Polizia Ferroviaria di Genova e il personale della squadra mobile di Venezia hanno arrestato in Liguria un cittadino albanese di 36 anni, condannato a 10 anni di reclusione per una violenza sessuale su una minorenne, fatto avvenuto nell'estate del 2018 in un paese della Carnia. L'uomo, irregolare in Italia, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine ed era ricercato a livello internazionale dall'Interpol. Un giovane spacciatore rumeno è stato arrestato a Monfalcone dopo essere stato trovato in possesso di dosi di sostanza stupefacente già confezionata e pronta ad essere venduta nei parchi della città. A tradire il pusher è stato uno spinello fumato in compagnia di un connazionale all'interno di un parco pubblico cittadino tra via Pacinotti e Canale dei Dottori. Da un controllo più approfondito eseguito dagli agenti della Polizia di Stato, nelle tasche del più giovane, un ragazzo di 25 anni, sono stati trovati 5 grammi di marijuana. Il secondo, ragazzo di 29 anni, 70 grammi di hashish, già suddivisi e confezionati, oltre a un bilancino elettronico. Durante la successiva perquisizione nella casa di quest'ultimo sono inoltre emerse ulteriori 300 grammi di sostanza stupefacente pronta alla vendita. Il primo rumeno è finito in manette, il secondo è stato segnalato alla prefettura quale consumatore. Un ulteriore arresto, sempre legato alla droga, ha riguardato un 48enne appena ritornato a Monfalcone dalla Puglia in corriera, fermato alla fermata degli autobus di Piazzale Salvo d'Acquisto. L'uomo, un dipendente di una ditta che opera all'interno dello stabilimento Fincantieri, è stato trovato con 270 grammi di hashish e un bilancino nascosti tra i bagagli. Dapprima un ragazzino gli aveva sottratto il telefono cellulare, poi alle sue proteste fu aggredito insieme con altri 2 adolescenti e picchiato violentemente. Un pestaggio cui pose fine il passaggio di un'auto della polizia, alla cui vista i 3 aggressori fuggirono. Portato in ospedale la vittima, anche lui un adolescente di Trieste, i sanitari diagnosticarono un trauma cranico e diverse chimosi alla testa, al collo e agli arti inferiori. Gli uomini del nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Trieste, in collaborazione con i colleghi di Lignano Sebbiadoro, hanno individuato i 3 aggressori e li hanno denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. I reati loro contestati sono rapina aggravata e lesioni.
Tutto pronto per il primo esodo estivo verso le principali località turistiche. Domani sarà una giornata da bollino nero su alcune tratte stradali gestite da Autovie Venete. 2 le parole d'ordine: mantenere la distanza di sicurezza e non utilizzare il cellulare alla guida. Tutto pronto per il grande esodo estivo. 4 le giornate caratterizzate da bollino nero sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete, sabato 30 luglio, sabato 8 agosto, sabato 20 e 27 agosto. 8 invece quelle da bollino rosso, domenica 31 luglio, venerdì 5, domenica 7, sabato 13, venerdì 26 e domenica 28 agosto, oltre a sabato 3 e domenica 4 settembre. 2 le parole d'ordine: mantenere sempre la distanza di sicurezza e non utilizzare il telefonino alla guida. Sono diversi i comportamenti scorretti che la polizia stradale sempre più sta riscontrando negli automobilisti, comportamenti irresponsabili che creano situazioni di grave pericolo. Quali infrazioni vedete per la maggiore? Sono infrazioni apparentemente di un disvalore minore, in realtà sono importanti. Le famose gomme lisce, cioè il battistrada, le cinture di sicurezza, l'uso dei cellulari, perché è vero che c'è il macrofenomeno, cioè l'incidente mortale, l'incidente con il grosso tamponamento, il tir che non rispetta la coda, che investe l'altro tir. Per noi partiamo dal piccolo, ecco il principio della sicurezza insieme, cioè partiamo dal battistrada usurato, la benzina, l'olio, la cintura, lo smartphone, i sistemi audio, perché è vero che queste macchine sono ipertecnologiche, il famoso infotainment, però poi dietro c'è sempre la persona, perché la cintura non si allaccia da sola. E veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 1304, sono stati rilevati attraverso 7029 tra tamponi molecolari e test antigenici. I ricoveri in terapia intensiva sono 8, mentre le persone ricoverate in altri reparti 303. Si registrano 7 decessi, 2 a Trieste, 1 a Udine, 4 a Pordenone. Mittelfest ha invaso tutto il centro di Cividale con una serie di installazioni sonore per stupire abitanti e turisti. Si chiama OPS, acronimo di Onde e Perturbazioni Sonore, il percorso di 9 installazioni allestite in tutto il centro di Cividale da Mittelfest, il festival multidisciplinare in corso nella città ducale. Le installazioni mirano a sorprendere i passanti e i curiosi, mantenendo quindi il tema dell'imprevisto che anima l'edizione 2022 di Mittelfest. Prosegue sui palchi intanto il ricco calendario. All'Orto delle Orsoline è andato in scena il primo spettacolo di Mark Osterhoff, fusione di circo, danza e spericolatezza. Take Care of Me infatti prevede sul palco la presenza di coltelli, trappole per topi e pezzi di vetro per uno spettacolo da brividi. Spazio anche alla danza con Borderless Body, chiaro riferimento all'assenza di confini in vista di Gorizia Nova Gorizia, capitale della cultura per il 2025. Realtà, finzione e intelligenza artificiale si fondono in uno spettacolo che sarà portato attraverso l'Europa con una serie di workshop, di cui il primo è stato ospitato proprio da Mittelfest. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.